La scritta è bella. Mi rendo conto che per me una roba è vera se è scritta. Il mio mondo, o tanta parte del mio mondo comunque, è fatta di parole scritte, il lavoro naturalmente, e poi i blog, gli articoli e via forte. Mi con Bobbio penso che quando vai per terra in via del tram o del pullman una carta qualsiasi, non vende quella per leggere un che è scritto. E poi in più, ultimamente l'hai buttato in questo blog diverse traduzioni, prima tutto il pavese, per quella vecchia idea che hai che se non si riuscirai mai a mettere in pratica, e pubblichi la traduzione completa in libero, stampata, e carta, con la traduzione completa lavorare stanca, lavorare straca. E quindi è come un po' un portesanas come il lavoro. E poi i masters anche ultimamente, Buzzati, anche Buzzati è stata una bella soddisfazione a vedere un piemontese. Però d'altra parte non rendo conto che una lingua come la nostra esista e parla più che scritta, perché la scritta potesse imbalare per pochi, sarebbe bello che fosse imbalare per tanti, ma comunque rendo conto che è una cosa riservata, non riservata, ma che interessa a poche persone. Invece d'altra parte la lingua parlata, la lingua viva è la realtà. E allora, in questo sì, torna a dire la mia, parlando di niente, ma per senti e per fare senti il suono di questa lingua, perché penso che sia importante da tutti gli iscritti. Pensando per esempio a quel commento che l'aveva buttato con la madame argentina un pochino più fa, al blog, in che diceva che le piaceva senti parla piemontese perché ricordava la mamma, il suo radise e si robe lì. E quindi appunto l'idea è questa, che la nostra lingua a dove si scritta da binga spell, come diceva Barbatoni, non capisce e non è in discussione, ma d'altra parte dove si parla anche per di niente particolare come capita anche in queste 2 minuti di ciacciarada, ma semplicemente per senti il suono nella lingua, perché il suono nella lingua vuol dire che la lingua esiste.